Ciao, vieni a scoprire con me la Christmas Fantasy Week. Ciao a tutti e benvenuti dalla Regina di Ghiaccio. Oggi siamo qui per fare questo make-up, come potete vedere dai toni molto freddi appunto, che richiama un Nice Queen a tutti gli effetti, e pensavo che fosse perfetto introdurre un look invernale in questa Christmas Fantasy Week. Spero che vi piaccia, io adoro i glitter sugli occhi, la parrucca, tutto in realtà, e niente, bando alle ciance, vi lascio al tutorial. Da una base chiarissima, sto mettendo una semplice base bianca, è questa qua, 35B, se ve la ricordate andava circa un annetto fa, tantissimo, la si trovava su Instagram, e vado a prendere questo azzurro qua e vado sopra la mia piega naturale, quindi quasi sotto al sopracciglio, a tracciare la mia cut crease azzurra. A questo punto sopra la parte centrale dell'occhio fino alla fine vado ad applicare il pigmento Astral White di Pat McGrath, questo qua bianco da riflessi blu stupendo. Mi si vede ancora? Sì, sì. Sì. No. Sembra che stai mettendo in posto per una foto. Sei comoda così? Va bene. Quanto sei bella, tipo venire a dare un bacione. È troppo bella. Rivado ad applicare un po' di bianco, che così prende più facilmente. Non faccio un grandissimo eyeliner, quindi mi tengo ferma qui. Questo colore blu qui, l'ultimo che vedete, che si chiama Untitled. Troppo alta? No. Vado? Sì. Dove vai? Metto un'altra maglia. Non ti credo. Tu c'hai sta maglia... Perché ti sei messa la maglia primaverile addosso? È il momento dei glitter. Io ho preso la colla Duo, l'ho messa un po' sulla mano e con un cotton fioc vado a tracciare appunto un po' di colla lungo tutta la cut crease, proprio a metà tra l'azzurro e l'illuminante. Sto vedendo tutto. No amore, devo stare più alta con i glitter. Beh certo, se faccio così per venire incontro all'inquadratura non riuscirò mai a metterli. Una volta applicati per bene tutti i glitter, io ho fatto doppio strato, vado a mettere le ciglia finte. Ovviamente ho già piegato le ciglia e messo un velo di mascara. Ripasso un altro po' di bianco che è la palpebra inferiore, così il blu che metto attecchisce molto bene, si attacca ben bene. A questo punto riprendo il blu di Morphe e lo appiccico su tutta la palpebra inferiore. Dopodiché con un pennello più sottile e con il blu più scuro della palette di Urban Decay vado a ridefinire semplicemente la parte vicinissima alle ciglia, in modo da dare intensità. Adesso viene un'altra parte divertente, perché prenderò queste ciglia blu e le attaccherò alla palpebra inferiore, sotto le ciglia naturali. Dopodiché alla Dopodiché alla rima inferiore ci metto una matita azzurro chiaro. Questa qua è la Jumbo Pencil di NYX. Potresti incollarti? Tipo, me lo fai questo favore?
Il trucco occhi ovviamente è finito, adesso passo al viso. In realtà le ciglia inferiori era meglio metterle dopo, ma io non ho resistito, volevo vedere l'occhio finito. Adesso invece vado a mettere un po' più di cremina nella zona del contorno occhio, perché ho struccato più volte i glitter, quindi mi risulta un po' secchina, e se ci metto il fondo sopra, addio, mi fa le crepe. Dopo sembro mia no, ti voglio bene nonna, no. Ovvio che se sei truccata gli occhi la crema la metti così. Apro io. L'unica. Devi sparire, cioè come dobbiamo fare? Ma porca miseria, ma perché uno, ecco. A parte che ce l'avrò su tutte le mani, vabbè. Come fondo prendo come fondo prendo il Close Up Foundation di Nabla nel numero 20, perché voglio una pelle bella chiara chiara. No, ma come vuoi, Perché tutti i fondi che sto mettendo più chiari non mi sembrano mai più chiari? Vorrei capire. Vado con un altro strato, voglio una bellissima coprenza, però ho preso l'L10, quindi ancora un pochino più chiaro, perché voglio proprio un effetto glaciale. Vediamo se si permette di finire di no, finiscere, stavo dicendo. Bella fantasmina. Per andare a correggere invece prendo un po' di Porcelain, sempre di Close Up, e come vi dicevo prendo il grasso bianco di prima, che è questo qua. Super bianca. Vado a mettere la cipria RCMA, faccio sempre un soft baking. Sì, non mi serve la cipria. Faccio un leggero contouring con la Sunrise Terra Compatta 301 di Mesauda, in maniera leggerissima, perché già così fa effetto, perché sono molto più bianca. Metto un velo di blush, questo qui dalla palette di Mulac Cosmetics. Come illuminante prendo lo stesso illuminante che ho usato sulla palpebra, che è questo di Pat McGrath, che si chiama sempre Astral White, e vado ad applicarlo alla parte alta dello zigomo. Top, super super azzurro, quindi fa super donna di ghiaccio. Sulle labbra applico il colore Little Denim Dress di NYX Cosmetics Liquid Sweater. Grazie Vanilla, i tuoi momenti sono sempre molto opportuni. Aspetto che asciughi e vado a mettere invece sopra Cyber Clear Eye Gloss, sempre di Pat McGrath. Ve lo faccio vedere. Questo pigmento spettacolare con riflessi azzurri, sembra veramente, non lo so, una galassia.
Non ce l'abbiamo una cosa. Si deve asciugare, non ce l'abbiamo una cosa. Un ventaglio. Tocca. Che vuol dire to, to, to. Ho capito. Non posso. Chissà che sta succedendo in quella paletta. Che deve succedere? Gli ombretti che fanno da tutte le parti. No. Non l'ho visto. Sono già rotto il cazzo, va bene così? Prima però di andarci a mettere questo favoloso gloss, completo il mio look con la parrucca e una pelliccia finta invernale e torno da voi. Mettiamo il gloss su questo splendido make-up. Pensate che abbiamo finito? No. Ultimo, ma non meno importante, anzi forse più importante, questo è il look finito, siamo a posto, le perfette regine di ghiaccio per questa Christmas Fantasy Week. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!